Un passato imprenditoriale che non depone a suo favore un piano industriale che non sta in piedi, tira brutaria per l'Innovatec di Carlo Fulchir, interessato a rilevare in tandem con Telios il ramo d'azienda messo sul mercato da Safilo. La normativa non prevede una trattativa disgiunta. È a rischio tutto il percorso. Non possiamo gestire una situazione del genere con la fretta che ci sta mettendo la Safilo. Cosa è accaduto ieri pomeriggio al tavolo Fiume convocato nella sede di Veneto Lavoro a Mestre sotto gli occhi dei convenuti? Mentre la miliardaria Telios del gruppo francese LVMH viaggia a gonfie vele con il suo piano che prevede di rilevare galvanica e pregalvanica, verniciatura e montaggio e 250 dipendenti, Innovatec, che oltre a Carlo Fulchir potrebbe avere un secondo investitore cinese, punta al terzismo per piazzare i restanti 208 lavoratori, ma non dice per chi. Forse la stessa Telios, non si sa, e a intraprendere la difficilissima strada della produzione di lenti, apparentemente senza competenze né rete commerciale. Per capirci, in provincia di Belluno c'è la storica Itallenti e c'è Exilor che in Luxottica ha impiegato diversi anni per definire la sua linea produttiva. Un'impresa titanica che Fulchir vorrebbe portare a casa con un piano di investimenti milionario, sì, ma con l'assorbimento dei lavoratori per tranche, 40 subito a settembre, il resto in un triennio. Dopo la presentazione del piano le preoccupazioni restano forti, abbiamo chiesto ulteriori documentazione, ma c'è una forte preoccupazione sulla sostenibilità del piano stesso. Ieri la segretaria della Camera del Lavoro di Belluno era al tavolo in sostituzione del collega Gianpietro Marra della Filtem. I toni si sono accesi. Fulchir non avrebbe gradito i pregiudizi sul suo passato imprenditoriale alla guida di Fimmec, nei guai per il crack da 1 miliardo che gli causò seri guai giudiziari nel 2007. Il clima perciò resta rovente in un contesto in cui per le parti sociali il principale imputato è e resta Safilo. La Safilo non è un'azienda in crisi, la Safilo non ha mai spiegato la non strategicità dello stabilimento di Longarone, la Safilo adesso non può pretendere che una qualsiasi soluzione o un qualsiasi piano industriale possano essere la soluzione del problema.